Elena Anziutti, coordinatrice del progetto Giovani Movimento per la Casa per l'Europa. Elena, in cosa consiste il progetto? Allora, questo è un progetto transfrontaliero perché coinvolge 3 territori, ossia il Friuli Venezia Giulia, rappresentato dalla Casa per l'Europa di Gemona, la provincia di Belluno, quindi il Veneto, e la regione Carinzia, l'Austria. Noi ci vantiamo di essere riusciti a costruire questo solido partenariato per affrontare una tematica certamente non facile, quella della disoccupazione giovanile. Infatti spesso si tende ad affrontare questa tematica solo in termini teorici, noi invece vogliamo agire praticamente sul pratico. Ad ogni modo le attività concrete inizieranno nelle prossime settimane con la selezione di 15 giovani per ogni territorio. L'età target è quella dai 18 ai 25 anni indicativamente, e in agosto ci sarà il primo scambio giovanile in Austria in cui saranno presenti tutti e 45 giovani dei 3 territori. Poi da settembre e ottobre fino a dicembre i gruppi porteranno avanti delle attività nei loro territori per poi presentarle a febbraio del prossimo anno nel meeting finale che si terrà a Belluno.